noi continuiamo a parlare di politica e dei problemi del territorio, lo facciamo con il nostro ospite di questa sera che è il vice sindaco del comune di Loreggia, Fabio Bui. Buonasera. Buonasera, buonasera. Che ci spiega, partendo da quello che è successo la settimana scorsa, quindi la serrata dei comuni che hanno protestato contro le norme sul patto di stabilità, fino ad arrivare a ieri che c'è stata la conferenza Stato-Regioni a Roma e quindi cosa è emerso ieri, ma soprattutto il nocciolo del problema, facciamolo capire ai telespettatori. L'altra settimana noi abbiamo chiuso i comuni, sono chiusi 12 comuni che sono i 12 comuni inseriti in quella famosa lista del 7 giugno dell'anno scorso pubblicata dal Sole 24 Ore, dove questi comuni erano indicati come dei comuni che dovevano rientrare di spese folli che non hanno mai fatto. Non erano comuni spendaccioni, erano riconosciuti da tutti come comuni virtuosi, ma un famigerato meccanismo di questo patto di stabilità li condannava alla chiusura. Esempio, il mio comune, il comune di Loreggia, nel 2007 ha dovuto acquistare obbligatoriamente la rete del gas per darla in concessione. Questa operazione obbligatoria ha frutta ancora e frutterà per i prossimi anni un utile netto al comune di 310.000 euro all'anno e malgrado questo ci dicono no, voi nel 2007, prendendo quest'anno di riferimento come anno secco della spesa, voi dovete rientrare adesso di 1.400.000 euro, quindi tenerli lì fermi. Lei capisce che su una spesa corrente di 3 milioni, togliere 1,4 milioni vorrebbe dire non poter garantire ai nostri cittadini nessun servizio. Quindi abbiamo chiuso per un giorno per non chiudere per sempre i nostri comuni. Ecco, quando lei dice chiudere i comuni, cioè è un concetto difficile da capire, cioè lei si riferisce al commissariamento, cioè non poter offrire più i servizi che un comune offre. Non poter offrire più i servizi che i cittadini si attendono dal proprio comune. Nemmeno il commissario riuscirebbe, permanendo questa normativa, a garantire i servizi. Però mentre il sindaco eletto dai cittadini ha questo dovere anche di rispondere alla comunità in maniera oggettiva, il commissario lo deciderebbe da solo e quindi taglia i servizi, taglierebbe i trasporti scolastici, taglierebbe le mense, probabilmente metterebbe mano all'illuminazione, non farebbe più nessuna spesa di investimento e così via. Diventerebbe un comune praticamente morto. Dalla conferenza Stato-Regioni Dalla ieri emerge conferenza un piccolo passo avanti. Sì. Allora, noi dopo questa serrata siamo stati convocati a Roma, abbiamo chiesto in parte noi audizioni, in parte siamo stati convocati, abbiamo incontrato tutte le forze politiche, tutti i gruppi parlamentari, sia di Camera e di Senato. Cosa ne è emerso? Una forte condivisione al nostro problema. Una condivisione che peraltro era emersa anche nei mesi scorsi, perché non è una cosa degli ultimi giorni. Però rispetto ai mesi scorsi, questa volta sembra che sia stata recepita con forza la nostra proposta di porre rimedio a questa norma del patto di stabilità. Ecco, bisogna capire bene, questi sindaci non contestano il patto di stabilità. Noi non abbiamo mai contestato la norma sul patto di stabilità. Noi contestiamo che la scrittura, così com'è, del patto di stabilità, paradossalmente pone in difficoltà proprio i virtuosi e non quelli che hanno speso con spese che che avrebbero potuto non fare. Ecco, questo è che deve essere chiaro, che noi non contestiamo il patto di stabilità. Peraltro la proposta Scusi se la interrompo, Sì. stiamo vedendo le immagini dell'incontro che c'è stato con tutti i sindaci del territorio del Veneto, i 12 di cui parlava lei, I 12 ma più anche tutti gli altri comuni che hanno dato la loro solidarietà con la presenza, con il presidente dell'Anci Veneto che adesso stiamo vedendo, perché a questa iniziativa poi si sono aggregati tantissimi altri comuni. Non è un problema che riguardi i 12 comuni. 12 comuni hanno avuto la forza, la voglia di essere così determinati a sollevare questo problema. Però adesso che è tempo di bilanci, tutti si stanno accorgendo
che difficilmente chiuderanno un bilancio comunale in maniera seria, senza dover far tagli inaccettabili in questo momento dalla popolazione. Lei prima stava, poi l'ho interrotta, stavamo parlando del riequilibrio Sì, triennale. ecco, noi a Roma, dopo questa condivisione con i gruppi parlamentari, siamo stati ricevuti dal Presidente dell'ANCI e l'ANCI, che è l'Associazione dei Comuni Italiani, si è impegnata a portare in conferenza Stato-Città il nostro emendamento che prevedeva un riequilibrio del rientro del saldo non più in un anno secco, quindi il 2007, ma in 3 anni con una percentuale del 5%. Ecco, cosa vuol dire questo? Perché è talmente tecnica la cosa che Sì. magari anche i nostri telespettatori difficilmente la comprendono. In termini obiettivi, per il Comune di Loreggia il rientro del 5% vuol dire non più 1.400.000 euro, ma 139.000 euro. Sono tanti lo stesso per un comune Certo. che non ha fatto cose sbagliate, ma sono accettabili e ci permettono comunque di garantire servizi efficienti al nostro comune. Vuol dire che taglieremo altre cose, però riusciremo a sostenere i nostri servizi. Comunque non è una decisione definitiva, voi adesso Ecco, aspetterete fino a noi fine gennaio. aspettiamo fino a fine gennaio, quando il Presidente del Consiglio dovrà emanare di concerto col Ministro dell'Economia e la conferenza unificata il decreto. Guardi, le ultime ore dicono che ormai siamo addirittura d'arrivo e che comunque il problema è sentito. Anche pochi minuti fa in Parlamento è stato sollevato il problema dei comuni veneti. Sì. Per la prima volta vediamo, oltre alla condivisione, anche la soluzione. Aspettiamo, siamo anche gente concreta, già abituata a non veder poi realizzarsi la questione, però ormai Anche abituati a farvi sentire, perché ecco, comunque la serrata, per quanto fosse una manifestazione, sia stata una manifestazione simbolica, è stata molto avvertita sul noi non territorio. potevamo in questo momento essere buoni, bravi e belli, come ci è stato detto, e poi essere messi lì in silenzio. Dovevamo per forza creare un modo, creare una manifestazione che rendesse visibile questo nostro problema. Sappiamo che qualcuno può aver anche avuto dei problemi, dei disservizi da questa serrata, poi minimali, perché non ho sentito nessun cittadino che si sia lamentato della serrata. Però in alcuni momenti bisogna anche alzare la voce, essere determinati e soprattutto essere determinati non contro qualcuno, ma per fare una proposta di modifica come abbiamo fatto noi. Non abbiamo mai criticato questo il governo, non abbiamo mai criticato il patto di stabilità, ma abbiamo sempre fatto una proposta per dire così come è scritto il patto crea problemi a noi e non ad altri che magari hanno sperperato. Chiarissimo. Io ringrazio al vice sindaco di Loreggia Fabio Bui per essere stato con noi Grazie a voi. e vi lascio all'almanacco e al meteo, restate con noi.